Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Round 2 Total War. Siamo belli carichi perché a sto giro c'è una cosa che si sta preparando, cioè la nostra Nebalata. Il nostro generale Agrippa Catullo partirà per la Nibalata al prossimo turno. Vedete che stiamo facendo il pieno di uomini e siamo pronti per fare tutta la traversata e arrivare su le prime province ispaniche controllate dai cartaginesi. Sarà un successo? Sarà una disfatta totale? Lo vedremo con questi gameplay. Bentornati. Allora, abbiamo Narona in una situazione veramente pessima perché a breve si ribellerà e non sappiamo se i ribelli usciranno a Salona o a Narona. Perciò teniamo la nostra legione stanziata a Narona, perché è quella dove abbiamo investito i nostri fondi, e casomai ci prendessero Salona poi li riattaccheremo. Qui intanto la legione è partita dopo l'attacco di Singindum, nel quale abbiamo liberato una popolazione. È partita per la difesa di quest'altra di Pupuldeva che fondamentalmente era uno dei nostri cuscinetti e sta messa abbastanza male. Quindi vediamo di scendere e di salvare un po' la città dalle grinfie dei nostri nemici. Qui intanto ci sono i servi di Caronte che, se non sbaglio, ci hanno aiutato a mantenere la stabilità. Erano uscita una rivolta degli schiavi, no, forse una rivolta della popolazione. Mentre invece qui abbiamo ancora per l'ennesima volta una rivolta degli schiavi che potremmo andare anche a sedare, visto che non mi sembra ci siano delle navi o comunque delle situazioni. Cioè, non penso che loro riescano ad arrivare a prenderci Agrigentum, che comunque è abbastanza ben difesa. 16 uomini, abbiamo la flotta, comunque il porto. Sì, dai, andiamo a prenderci questo, che mi sembra un momento di relativa calma. Quindi andiamo a eliminare il problema, se riesco. Vediamo. Non riesco a raggiungerli ancora, va bene, al prossimo giro probabilmente li raggiungerò. Qui c'è la nostra flotta, che potrebbe avere anche un senso tenerla un po' più vicina ad Agrigentum adesso e poi magari in un futuro sbarcare qui da qualche parte. Allora teniamola qua, che potrebbe fare da specchietto per le allodole, per bloccare un eventuale sbarco, e andiamo avanti col turno. Dagli raga, famo se sta annibalata. Eccoli qua, guardate, neanche farlo apposta, li ha subito che va a intercettarmi la flotta. Molto probabilmente le darà vincitrice, noi scappiamo, perfetto. Vediamo un attimo. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Uh, una roba in concomitanza, va bene. Risoluzioni automatiche, direi che non c'è bisogno neanche di premere troppo, perfetto. La rivolta è stata sedata. Li schiavizziamo. Tra l'altro la bellezza che si sono rivoltati Alcuni uomini sono nati per comandare, perché gli altri schiavi, sono destinati a doversi e noi li infilare abbiamo davanti ai propri padroni. rincatenati, top. Mi spiace, caro mio. Cari miei, anzi, perché sono più di uno. Perfetto. Allora, pirateria rampante. Caccia ai pirati. O... Ah, potremmo dargli la caccia. Meno 25 penalità causate ai pirati nella marittima. Oppure li andiamo a reclutare. Ah, ma sì, dai, reclutiamoli. Che vorrei
Vorrei un po' aumentare la... Ah, qui schiavi, anche qua schiavi. Vabbè. Niente, la lasciamo così, ragazzi. La lasciamo così. Fatemi vedere. Ecco, lui può già intervenire per ridurre un po'. Che devo aspettare che questa città si converta piano piano. Intanto vediamo come sta andando il salvataggio nostro. Direi male. Sabotiamo l'esercito, proviamoci perlomeno a dargli un po' di fastidio. Non riuscito, va bene. Vediamo un attimo se io vado qua, che se cambia qualcosa. No, ok. Cercate di resistere, ragazzi. Roma sta arrivando. Roma non lascia indietro nessuno. Cercate di resistere. Siamo in guerra con questi. Con questi non commerciamo perché abbiamo, se non sbaglio, dei senatori che sono veramente fastidiosi. Una fazione politica veramente odiosa che è questa, che agricoltore, bigotto e odia i popoli dell'est. Il problema è questo, che odia i popoli dell'est. Quindi -2 la lealtà per ogni fazione orientale cui tu abbia stabilito trattati diplomatici. Quindi non commerciamo ancora con loro perché ho paura di andare a svegliare il can che dorme. Poi se c'è la come si dice, ragazzi, la ribellione è un casino. La scissione. Dov'è la mia flotta? È finita qua. E la madonna. Che giro ha fatto? Allora, visto che tanto qui abbiamo sistemato la situa, la facciamo tornare indietro da questo lato. Non guadagniamo molto, eh. Non si guadagna molto. Ready to Annibalation. Allora, 14. No, la teniamo così per ora perché non voglio andare a essere troppo aggressivo. La nostra punta di diamante è questa. Si parte per l'anniballata, ragazzi. Finalmente. Madò, quanti turni ci impiegano? Tantissimi. Fa niente, si parte. Si parte come il nostro Annibale tenterà di aggirare le Alpi. In questo caso, vabbè, andrà nella parte un po' più semplice. Però, ragazzi, ormai è fatta. I cassetani, fatemi vedere i cassetani cosa sono. Allora, cassetani, cassetani, vediamo se li ho qua da qualche parte. No, ma credo che siano contro di noi i cassetani. Territorio sconosciuto, quindi per ora niente da vedere. Ci vorrà ancora un bel po' di turni perché l'anniballata abbia effetto e noi attenderemo. Questo l'abbiamo fatto, questo lo stiamo facendo, ok, va bene. No, allora con i soldi rimanenti andiamo a reclutare un po' più di navi, ragazzi. Abbiamo scafi superiori, sì, va bene, ok. Bireme con calderone, bireme d'assalto. Stiamo a fare un'altra bireme d'assalto. Wow, posso reclutare proprio poche cose, va bene. Confido negli investimenti che ho fatto per risollevare un po' come si dice, ragazzi, l'economia. Perché se no, insomma, qua stiamo spendendo tanto e rientra poco, quindi andiamo avanti col turno. Eccoli qua, gli scavi sono ribellati, vi risparmio il filmato perché è sempre lo stesso. Immagino che si siano ribellati dalla parte est, nei territori illirici. Ah, quella nave lì la potremmo intercettare. Peccato che è un'epidemia sulla mia nave, sulla mia flotta. Trattato di pace, assolutamente sì, però voglio che mi paghi. Vediamo quanto riesco a spillargli a questi. Quella, fino a 6.000. No, non hanno accettato. Vabbè, ragazzi, ho provato a spillargli un po' di soldi. Colpo groppo, si sono presi Anteia. Colpo gobbo dei nostri alleati. Colpo gobbo.
Allora, l'uso dei mercenari. Restare forte così lontano da casa potrebbe rivelarsi arduo, quindi considerare l'utilizzo di mercenari. Allora, arruolare gli altri mercenari, rinforzare le truppe, ma si rivelerà molto costoso. Mi chiede se voglio migliorare, cioè se voglio fare l'uso di mercenari. Più 45% del reintegro con i mercenari. Ma in realtà non ne ho bisogno adesso, quindi continuiamo così. Accordo commerciale sciolto, fatemi vedere con chi. Tanto ci sono gli schiavi, ok, in rivolta. Diserzione. Oh, la Madonna, che... Nuova nascita, ragazzi! Ragazzi, c'è nato un figlio finalmente, finalmente. Fatemi vedere la famiglia. No, non è vero, c'è nato un figlio, boh. Perché mi dice che c'è nato un figlio? Fatemi vedere, scusate, che è importantissima questa cosa. Gneo Plinio Giulio. Ah, un maschio tra l'altro, ragazzi, perfetto. Dove stanno? Qua? Eccolo, eccolo. Colui che diventerà il nostro erede. Designa erede. Oh, finalmente, ragazzi. Finalmente. Speriamo duri. Speriamo duri. Allora, intanto Pupuldeva si è presa il territorio ma ha perso la sua capitale. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso noi andiamo a terminare quello che si doveva fare. Attenzione, attenzione, questa ce l'andiamo a giocare ma ce l'andiamo a giocare dopo. Quindi continuiamo l'assedio. E qua ragazzi ci potrebbe stare il reclutamento veramente di mercenari. È che ho troppi pochi soldi. Qui intanto sono usciti gli schiavi, perfetto. Allora andiamo ad attaccarli. Perfetto ragazzi, allora questa non la vado a giocare perché sono 4 rimbecilliti, nonostante l'esperienza è elevata però mi viene da dire che sia sufficiente così. Modalità equilibrio, non voglio perdere troppi uomini. Porca miseria, non voglio perdere troppi uomini. Porca miseria ragazzi, mi hanno falciato. No, no, schiavizziamoli, assolutamente. Per fortuna non volevo perderne troppi. Cioè, ragazzi. Cioè, ragazzi. Cosa cavolo. E adesso cosa faccio qua? Ah. Ah, allora. Fondiamo questi. Che disagio, ragazzi. A saperlo la giocavo, vedete qua. Quando uno non gioca le partite è sempre un macello. Allora, fatemi vedere. 27, 32. Questa la devo unire per forza. 29. Adesso questa quanto ha? 50, 66. Ah, ragazzi, che imbarazzo. Imbarazzante, direi. Ma ascoltate, le uniamo tutte. Cosa dobbiamo fare? Così. Andiamo a attaccarli. Per fortuna che avevo fatto modalità equilibrio. Se facevo modalità aggressiva, quanti ne perdevo? Va, 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 va. No, no, schiavizzo tutti. Schiavizzati, anche questo filmato è uguale a quello di prima, quindi ce lo saltiamo bellamente. Ok, qui intanto la situazione sembra essere migliorata, va bene. 1. Allora, non dovrebbe ribellarsi, quindi possiamo anche tenerli in questa zona qua. Ok. E ragazzi, reclutiamo... Chi reclutiamo? Reclutiamo una mazza, reclutiamo. Forse questi qua che sono i peregrini possiamo reclutare. Che sono un po' più forti, ma costano comunque tanto. No, aspettiamo così, aspettiamo almeno di avere questa, i campi di Marte sviluppati e la colonia romana sviluppata. Qui quanto mi costa? 2075, ma non ne ho abbastanza, non ho la tecnologia 3. Quindi lo tiriamo giù.
Qua invece lo possiamo sviluppare, potremmo fare del pesce effettivamente. Anche se loro hanno un minimo di commercio perché hanno il marmo, però questa la andiamo a tirare giù e questo lo convertiamo. Lo convertiamo a che cosa? Ordine pubblico per turno. Potrebbe essere una buona soluzione. Sicuramente campi di Marte no, Nettuno non mi interessa, Tempio di Giove. Servizi sanitari, mi aumenta più servizi sanitari, però anche questo. Però più 6 all'influenza culturale latina. E qui più 4. Anche questo, il tempo di Mercurio non è male perché mi dà comunque più 4 all'ordine, più 6 servizi, più 2 influenza, però più 10. No, va bene. Andiamo a fare un po' di spread sull'influenza culturale latina. Facciamo il bosco di ninfee. Ok, quindi praticamente ho già esaurito tutti i miei soldi. Qui c'è l'attacco e lo andiamo a fare a breve. Qui abbiamo la nostra flotta e qui la loro. Allora, sono da soli. Vediamo, proviamo a fargli un attacchino. Vediamo se con questo vantaggio numerico cambia un po' la situa. Effettivamente sì. Effettivamente sì. La nostra flotta subirà un po' di danni però. Possibilità di vittoria alta. Facciamo modalità aggressione e la tiriamo giù tutta. Cosa dite? Poi la ricostruiamo. No, modalità equilibrio, dai. Facciamo questo attacco perfetto. Ottimo, ottimo. I prigionieri li rilasciamo così ci prendiamo un po' di soldi. Ok. Dove si sarà cacciato il nostro nemico? Non riusciamo a vederlo. Allora torniamo indietro. E trireme da tiro, trireme. Ok, allora. Abbiamo la flotta che non è proprio messa benissimo. Questi li fondiamo. Bene. Quadrireme, 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 quadrireme. Ok, quindi 2-2. Allora facciamo così. E li fondiamo. No, allora questa con questa. Così. E poi... Ok, quadrireme, quindi questa l'abbiamo unita. Uniamo questa. Ok, quadrireme d'assalto, va bene. Quinquireme. Allora, queste sicuramente li uniamo, che hanno lo stesso livello, le altre le lasciamo così. Ok, così abbiamo potenziato un po' la nostra flotta. Tra l'altro dice che... perché c'è sempre su una malattia, va bene. Andiamo a farci una quinquireme e una quadrireme d'assalto. Ok, comunque un bel po' di esperienza abbiamo fatta. Io adesso voglio avere questa esperienza qui. E qui andiamo per l'assedio, ragazzi. Facciamoli fuori. Allora, potremmo prendere ariete leggero. Sì, così. Potremmo comunque continuare l'assedio, così almeno avremmo almeno un ariete per sfondare le mura. Io direi che... Allora, loro hanno la cavalleria che... Fatemi vedere, se io li attacco adesso... Vabbè, questi probabilmente come non averli. Hanno questo esercito qua. Il problema sono il discorso mura, che io... Aspettiamo allora un turno per avere almeno l'ariete, sperando che questi non li raggiungano. Non posso sabotarli, quindi lasciamo qua il nostro... Lasciamo qui la nostra spia. Magari abbassiamo leggermente, così ci fa vedere un po' di più. Ok. La mettiamo a dare fastidio, perfetto. Ok. Ehm, vedete, abbiamo comunque recuperato leggermente qualche gap, qualcosa di monete, cioè in denaro ce l'abbiamo.
Intanto la nibalata continua, ragazzi. Prosegue, prosegue. Gloriosa, gloriosa. Gloriosa. Va bene. Andiamo a vedere il resto. Ok, l'abbiamo fatto. Altro giro per la nibalata. Attenzione, vediamo se ho acquisito. No, ok. Allora andiamo avanti. Brutta quella flotta lì, non mi piace per niente. Eccoli, che ci danno problematiche. Ok, non intervengono. Banchetto rivale. Allora, al banchetto rivali cosa facciamo? Io direi che partecipiamo. Intanto abbiamo una sommossa militare, attenzione. Ok, quindi abbiamo logoramento, va bene. E abbiamo perso 10 senatori. Qualcuno mi ha fatto un'azione contro. Allora, vediamo adesso se io li attacco. Ragazzi, molto, molto, molto sopra abbiamo lo schieramento. Quindi adesso l'andiamo a prendere questa città. Ma prima voglio vedere una cosa. Intanto abbiamo un quantitativo di denaro abbastanza elevato. Ai ai ai. Spero non faccino robe che non devono fare. Spero che non mi attacchino Caralis nel prossimo turno. Qui intanto bene, la flotta si sta ristabilendo. Facciamo ancora questo G ancora così. Andiamo a recuperare, andiamo a riempire bene la flotta. Qui abbiamo una bireme e una bireme. Allora direi che le biremi li possiamo mettere anche assieme. E ne prendiamo una e due. No, una allora. Ok, qua abbiamo sempre il nostro esercito romano che rimane. Ah, guardate, la città è vuota, ragazzi. E che se me la intercettano mi massacrano, però, ragazzi, quella è da fare. Qui intanto abbiamo il nostro, ok. Qui abbiamo sempre la nostra legione che fa il suo sporco lavoro. Ah, qui. No, alt. Allora, dobbiamo togliere una bireme da qua. Perché devo costruire a Salona. Cosa costruiamo? Possiamo costruire una villa. Ci potrebbe anche stare, oppure una cittadina. Ho una cittadina che costa, però ci pompa un po'. Bah, Dio. Qua invece, ah ok, abbiamo la cittadina con i vari bonus. Magari una torre. Sì, oddio. Che me ne fa tantissimi. Intanto qui a Narona, bene, abbiamo un bel po' di rinforzo, bene. Ah, il terreno consacrato già l'abbiamo fatto. Potremmo fare appunto questa cittadina. Sì, però io. Allora, qui avevo fatto questo che ci dà più 5% l'agricoltura. Allora qui andiamo sull'agricoltura anche noi. Intanto i Suebi sono sul confine. Hanno portato un loro esercito col nostro confine. Sono anche belli grossi loro. Ci fortifichiamo. Allora, qua non temiamo più una rivolta per ora, quindi buono. Bene, bene, questa li lasciamo qua, va bene, ok. E andiamo a farci questo attacco, ma lo vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Vediamo la prossima puntata. Sto un po' rischiando, a sto giro, ragazzi.
Intanto qui l'anibalata prosegue. Prosegue, siamo già al terzo turno, abbiamo superato le Alpi e stiamo facendo tutta la costa, perfetto. Tolosa è un insediamento minore. Vediamo se adesso riesco a vedere qualcosa. No, non ancora. Non ancora, sono tutti ancora sconosciuti, ma a breve andremo a massacrarli. Qua vogliono un trattato di pace, no, non più. Regno di Odrisio, vediamo. Vogliono un trattato di pace, alta, vediamo. Se io gli chiedo di rendere stato cliente, non vogliono. Allora, potrei farli diventare, potrei andare in pace con loro. Potrei andare in pace con loro. Quanto hanno? 17. Facciamo un giro qua a vedere com'è la situa. Ah, ne hanno un po', eh. Ne hanno, ragazzi. Ne hanno. Allora, i miei alleati subito diretti non credo che debbano onestamente, esatto, non credo che debbano onestamente preoccuparsi del regno di Odrisio. Io allora con loro vado in pace. E chiediamogli un bel po' di soldi così li metto in difficoltà. No, mi devi dare i soldi, zio. Non hai capito niente. Ok. Siamo in pace con il regno di Odrisio, perfetto. Quindi posso anche ritirare la spia a questo punto. Che... Allora, potrei far accompagnare questa spia al regno di Odrisio. Cioè, scusate, che sta al regno di Odrisio, sì. Con l'esercito dell'Anibalata, ma ormai è troppo distante per poterlo fare, quindi prenderà la strada del nord. Andiamo a vedere i Suebi cosa stanno combinando, quanto sono grossi. Intanto, niente, questa è la giustizia di Melquart, e va bene. Intanto, ragazzi, vediamo poi questo attacco qui nella prossima puntata cosa ci regalerà. Se riusciremo a prendere la città di Pupuldeva oppure no. Va bene, ragazzi, grazie per essere rimasti con me. Pronti per la nibalata? Io sono bello carico, non vedo l'ora. 3 turni ce li siamo sparati. E vediamo, scusate, quanti turni ci impiega ancora per arrivare a portata. Un bel po'. Un bel po'. Sono comunque 1, 2, 3 turni per arrivare a range di Tarraco. Però, ragazzi, prendere Tarraco sarebbe un'importante base strategica navale. Quindi buono, buono, buono. Non mi aspetto molta resistenza. Vedremo se ho ragione oppure no. Intanto qui, guardate, posso migliorare gli edifici. Lo andiamo a fare e facciamo il villaggio. Così un po' più di protezione. Va bene. Niente, io qui ho fatto il mio sporco lavoro, come sempre. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e... Dagli, raga, con l'annibalata. Dagli. Alla prossima.